Sandro, hai fatto fare un montaggio preciso per alcuni giocatori rispetto ad altri, quelli che sono rimasti più rimarcati, specialmente di Damaso. Perché questo per una scelta chiaramente per il tridente quello lì non è. Ma Dejan Lazarevic veniva da 3 giorni dove per la botta non si era allenato, anche se vabbè, non vola, quindi non fa fatica, poteva stare in campo un po' più degli altri. Ruopolo è un giocatore che per caratteristiche fisiche più gioca e prima entra in condizione, anche se stasera ha fatto una signora partita per quello che sono le sue caratteristiche. E Couture è un altro che per caratteristica fisica soffre un po' la preparazione, che è normalissimo, quindi la partita probabilmente lo aiuta a smaltire la fatica. In mezzo al campo abbiamo fatto fare un'ora a tutti, il carico di lavoro comunque era di una proporzione tale che potesse farsi sentire, quindi abbiamo pensato di non far fare a nessuno, a parte Donati che comunque sta già bene. Faccio una domanda, secondo te Lazarevic ha caratteristiche simili a Ciao per il modo di andare via, la velocità è impressionante quando parla? Sì, si è visto nel gol. No, Stefan è più geometrico nel tipo di gioco che ha ed è meno veloce però nella via della palla. Lazarevic penso che non mi ricordo un giocatore di 20 anni di carriera con il suo passo. È un giocatore che deve saperlo sfruttare nel miglior modo possibile. Io non posso pensare che l'anno scorso in 32 partite non abbia fatto nemmeno un gol con la qualità che ha, insomma, deve convincersi anche lui che fare gol in quella posizione lì gli può cambiare il corso della carriera. Bene, se c'è qualcos'altro. Se vuole fare un primo bilancio, insomma, è finita la prima fase della preparazione con stasera. Non abbiamo avuto infortuni, credo sia l'aspetto migliore, ecco, l'aspetto migliore che abbiamo avuto. 20 giorni di preparazione, a parte la botta che ha preso Lazarevic, che è comunque una contusione, non abbiamo avuto né lesioni muscolari né niente di questo tipo. Siamo contenti perché i ragazzi hanno assorbito nel modo giusto i carichi di lavoro che sono stati relativamente pesanti. Adesso riposo da 2 giorni, abbiamo un'altra settimana dove continuiamo a spingere, poi man mano che ci avviciniamo alle partite che contano scenderà anche il carico di lavoro. Ma non ci interessava la brillantezza dei giocatori in una partita come oggi. Credo che quando uno è stanco debba tirare fuori delle altre qualità, come hanno fatto i ragazzi stasera, ma non ne avevo dubbi. Bene, se c'è un'ultima domanda, prego. Sì, Malesani adesso ha detto che gli avete messo in difficoltà soprattutto per la velocità di esecuzione dell'azione, cioè però può essere proprio questa l'arma di cui parlo, la velocità, al di là di Lazarevic di cui si è già detto. Nel primo tempo abbiamo visto anche il Couture ha dimostrato una capacità di andare via non indifferente. Ma in quel tipo di ruolo dove giocano 2 servono calciatori per me che abbiano quel tipo di caratteristiche precise. Cerchiamo in allenamento delle soluzioni che possano valorizzare le qualità dei nostri giocatori davanti, quindi non potrei chiedere continuamente l'attacco alla profondità a Ruopolo che ha caratteristiche opposte, come non potrei chiedere di venire sempre incontro a Lazarevic quando nel lungo è devastante. Cerchiamo di esaltare i nostri calciatori. Poi in mezzo al campo abbiamo giocatori di enorme qualità che vedono giocate in Serie B. Io ho 3 o 4 giocatori che sono di categoria superiore. Magari nel secondo tempo con l'ingresso di Osugi per esempio si è vista anche dalla metà campo proprio in avanti una velocità decisamente maggiore rispetto al primo. Beh, Willy rispetto agli altri centrocampisti che abbiamo ha più caratteristiche da interditore. Non è uno stupido di possesso della palla, ma è un giocatore che può garantire enorme equilibrio, visto che abbiamo un sacco di giocatori votati alla fase offensiva. Dobbiamo cercare